lavoro, e lo diciamo in coro, ridateci il lavoro, e lo diciamo in coro, ridateci il lavoro, e lo diciamo in coro, ridateci il lavoro. Federico Capraro, presidente Ascom Confcommercio, cosa vi aspettate nella piazza questa sera? Ma sappiamo qual è la rabbia, il dispiacere, la difficoltà. È una difficoltà che va rappresentata in maniera pacifica e civile come sta avvenendo per portare all'attenzione del governo la necessità di rivedere un DPCM che deve rivedere gli orari delle chiusure per permettere una nuova quotidianità, per permettere alle imprese che sono in regola di continuare a lavorare come hanno sempre fatto, perché non è lì che sta il problema. I problemi sono altri, non sono stati risolti, ma non devono ricadere sulle imprese. Vi aspettate una risposta in che tempi? Ci aspettiamo una risposta in tempi brevi, non è il mese di novembre un mese che noi possiamo dedicare a un lockdown mascherato da altre formule. Assolutamente nelle prossime settimane deve arrivare una soluzione diversa. Pronti anche ad una disobbedienza civile a non chiudere qualora le disposizioni non cambiassero? Noi semplicemente non vogliamo chiudere per sempre, ci sono famiglie, ci sono imprese, ci sono le nostre tradizioni, c'è la vita delle nostre piazze, delle nostre città appese a un DPCM che, ripeto, non ha senso dal punto di vista della riduzione dell'orario alle 18 e della chiusura alle 18 per le attività della somministrazione. Perfetto.